Buona serata ai nostri telespettatori, ben ritrovati. Stiamo parlando di transizione ecologica, di sostenibilità ambientale in agricoltura. Lo stiamo facendo con un esperto, Giovanni Tommasi, un esperto del settore dell'economia circolare, della sostenibilità in agricoltura, e ne stiamo parlando in maniera a 360 gradi. Praticamente abbiamo parlato di che tipologie si tratta, appunto di che cosa sono i rifiuti agricoli, i rifiuti pericolosi, non pericolosi, piuttosto di come vengono confezionati all'interno del deposito temporaneo in agricoltura, in azienda, di come vengono gestiti e a chi si devono affidare, qual è il modello principe, direi, di gestione che si chiama azienda pulita. E ne abbiamo parlato, direi, in maniera molto tecnica, ma anche molto divulgativa. C'è addirittura un libro che è stato fatto nel 2003, che è questo che ho in mano, un reperto archeologico ormai. E questo è stato il primo libro che è stato fatto sulla gestione dei rifiuti agricoli, che parla del modello azienda pulita. È stato un libro che ha scritto a più mani, quindi la provincia di Padova, che è stata un po' antisignana, piuttosto che la Camera di Commercio, le associazioni di categoria. All'epoca c'erano i consorzi di bacino che rappresentavano il territorio ed è servito a fare molta divulgazione. Grazie di essere qui con noi, Giovanni. Sì. Riprenderei un po' i discorsi per parlare poi dell'ultima parte che mi sta a cuore, che è quella di dire cosa se ne fa poi di questi rifiuti, cosa si arriva a fare con i vari materiali che si recuperano, le varie materie prime e seconde. Che tipologie di rifiuti lo vorrei ricordare, come vengono gestiti, che così riprendiamo i discorsi, magari anche con l'aiuto di un video, che così lo commentiamo finché lo mandiamo. Innanzitutto buonasera a tutti gli amici agricoltori che ci stanno guardando questa sera e all'ingegner Casotto che ci dà la possibilità di parlare appunto di questo importantissimo argomento che sono i rifiuti agricoli. Non li definirei neanche più tanto rifiuti agricoli, vediamo nel corso di questa trasmissione che in realtà siamo di fronte non più a un rifiuto ma ad una risorsa, perché il 90% dei rifiuti che vengono correttamente raccolti, correttamente differenziati e inviati agli nostri impianti, ad esempio abbiamo degli impianti di trattamento dei rifiuti, diventano materia prima seconda e poi possono vedere una nuova vita di nuovo all'interno dell'agricoltura. Ecco, si parlava nella scorsa puntata di tubi di irrigazione, quindi un rifiuto può essere magari proveniente da confezioni vuote di agrofarmaci, può diventare un tubo di irrigazione. Ecco che i rifiuti pericolosi e non, se correttamente stoccati in azienda, se correttamente separati, se ci si rivolge ad un circuito di raccolta organizzato, convenzionato con la vostra associazione di categoria, c'è la possibilità finalmente di trasformare il rifiuto in un nuovo prodotto che viene utilizzato in agricoltura, questo con grandissimo beneficio dell'ambiente e soprattutto togliendo quello che era un pochino il brutto vestito di inquinatore che veniva in qualche modo messo addosso agli agricoltori, che in realtà sono tutti amici dell'ambiente, non sono sicuramente dei nemici, e se gli diamo gli strumenti idonei per poter gestire correttamente il recupero dei rifiuti, li utilizzano e li utilizzano anche molto bene. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di recupero di olio, di batterie, di filtri, abbiamo parlato quindi praticamente di un po' di tipologie, che sono delle tipologie che ricordiamo dei rifiuti, le abbiamo divise proprio per settori, quelli da allevamento piuttosto che quelli da agricoltura, i pericolosi e non pericolosi. Cosa si potrebbe dire, giusto per fissare ancora i concetti, sì, in merito a questa separazione di tipologie di rifiuti? Sì, ecco, principalmente le due famiglie molto importanti dei rifiuti che troviamo in agricoltura e i rifiuti pericolosi, che sono tutti quei materiali che sono contaminati da sostanze chimiche oppure se parliamo di un allevamento, da liquidi biologici di un animale che ha una patologia. Quindi questi rifiuti hanno una pericolosità in sé, vanno gestiti, stoccati e in qualche modo, se è possibile farlo, riciclati in una maniera corretta. L'altra grande famiglia dei rifiuti è quella dei rifiuti non pericolosi, quindi quelli che non contengono sostanze chimiche
pericolose, che sono ad esempio le cassette, i teli agricoli, quindi i teli di pacciamatura, i teli delle serre, reti delle rotoballe, gli pneumatici. Quei rifiuti possono essere trattati e recuperati senza particolari bonifiche da parte dell'impianto che li tratta, mentre sul rifiuto pericoloso dobbiamo in qualche modo intervenire per assicurarci che tutti i materiali pericolosi per la salute dell'uomo, piuttosto che l'eventuale trasmissione di patologie, vengano eliminate prima del recupero. Quindi se parliamo di recupero di plastiche, le plastiche non pericolose, questo film di pacciamatura, le reti, gli spaghi, le manichette sono già una plastica rigida, quindi potrebbe finire, tra virgolette, nel famoso tubo che abbiamo descritto l'altra volta. E queste plastiche che è poi alla fine, parlando in gergo tecnico, un polietilene a bassa densità, queste finiscono generalmente in una miscela sulle guaine bituminose, cioè i nostri tetti che hanno la guaina che permette di impermeabilizzarli, sono fatti con polimeri, oltre che con residui della distillazione, sono fatti con dei polimeri. Questi polimeri sono spesso da riciclaggio e sono plastiche che provengono non solo dall'agricoltura ma anche dall'agricoltura. L'imballaggio rigido, quindi il barattolo che è contenuto l'agrochimico piuttosto che la manichetta o il tubo da irrigazione, questi qua invece sono più propensi a fare un contenitore rigido, potrebbe essere un'altra cassetta piuttosto che un fusto, quei fusti di plastica che vediamo anche in agricoltura tra l'altro. E questo è praticamente, direi, piuttosto che i tubi, e questo qua è l'altra, direi, vocazione che ha la plastica. E cosa a sé, voglio dire, abbastanza semplice è per l'olio esausto finisce in pochissimi impianti in Italia perché sono praticamente delle piccole raffinerie dove può essere o ritrasformato con un processo che si chiama cracking, che poi non è altro che la pirolisi, ok? Giusto per riprendere certi discorsi che avevamo fatto con la passata edizione invernale. Quindi può essere o creccato, quindi pirolizzato per fare di nuovo prodotti di una certa importanza, quindi benzine, gasoli e olio combustibile, piuttosto che utilizzato, raffinato per rifare olio, chiaramente olio che in quota parte viene riciclato per chiaramente lubrificazione e autotrazione. Batterie, l'abbiamo vista, è una cosa abbastanza semplice, quindi una volta che si è liberato l'acido che è all'interno, la plastica è un polietilene a alta densità, anche questa qua ha il suo percorso di recupero e va a finire a fare contenitori. Il piombo va nelle piombifere, che sono delle fonderie, per rifare lingotti di piombo, per poi rifare batterie, per esempio, piuttosto che altri manufatti di piombo. Questo un po', se vuole aggiungere... Sì, io tornerei anche un pochino a monte per aiutare gli agricoltori a capire che tutto questo che è stato citato dall'ingegner Casotto può avvenire esclusivamente se in agricoltura facciamo la differenziazione del rifiuto. Bravissimo. Perché la differenziazione è la base del recupero. Quindi se noi non differenziamo ad esempio i rifiuti plastici dagli altri rifiuti, quindi dai teli o dalle reti, avremmo un processo estremamente costoso per la separazione che effettivamente renderebbe non economicamente conveniente il riutilizzo del rifiuto come materia prima seconda. Quindi una buona separazione all'origine in agricoltura, utilizzando ad esempio dei contenitori, no? Mi viene in mente il servizio Azienda Pulita che su richiesta fornisce dei contenitori che sono etichettati con il corretto codice CER, il contenuto eccetera eccetera, soprattutto per i rifiuti pericolosi, danno poi origine questi rifiuti separati ad una risorsa che è il rifiuto trattato e riciclato, cosa che non può assolutamente avvenire se non abbiamo l'accortezza di separarli all'origine. Quindi anche il lavoro dell'agricoltore è importantissimo. Senza il lavoro all'inizio di separazione del rifiuto non riusciremmo ad avere poi un recupero in MPS del rifiuto stesso. Quindi importante è
essere in qualche modo aiutati nella classificazione, nella separazione, nei tempi di deposito temporaneo che possiamo in qualche modo applicare se ci rivolgiamo ad un'azienda specializzata nel ritiro e nella gestione di questi rifiuti, come ad esempio Azienda Pulita. Quindi quella favola, quella storia di dire che non serve a niente la differenziata perché poi si ributta tutto assieme, vi possiamo garantire che è l'esatto contrario. Se viene fatta la differenziata, allora si possono recuperare risorse dai rifiuti. Non facendola è veramente quasi impossibile, quindi si può andare non facendo nessun tipo di differenziata, che poi sono politiche strategiche anche di altri paesi, soprattutto il nord Europa che è tanto decantato. Se non si fa la differenziata si deve andare in inceneritore o termovalorizzatore. Chiaramente in paesi freddi ha anche un senso, perché se vogliamo dire in paesi freddi avere una produzione, circa un 30% delle calorie, dell'energia che è contenuta nel rifiuto viene convertita più o meno un 30% in energia elettrica, un 70% in un paese caldo sarebbe uno spreco, verrebbe sprecata in atmosfera, con un surriscaldamento fra l'altro globale, piuttosto che produzione chiaramente di CO2. In un paese freddo invece fa il teleriscaldamento e ha anche un senso, perché piuttosto di usare un altro combustibile si utilizza il calore residuo chiaramente della termovalorizzazione. Questo un po' giusto per dare delle indicazioni. In Italia, per fortuna, dico, la priorità, ma è proprio per legge, perché nella priorità del testo unico ambientale la prima cosa prevista nella priorità e nella gerarchia dei rifiuti è il riutilizzo. Se si può riutilizzare il contenitore lavandolo, eccetera, tal quale, il legislatore ha detto questa è la prima cosa che devi mettere al primo posto. Non si può riutilizzare, si deve recuperare la materia prima seconda. Quindi diventa un end of waste, si macina, lava e insacca la plastica e diventa plastica rigenerata da poter utilizzare in alternativa alla plastica vergine, per esempio nel caso della plastica. Se non si può neanche in questo modo, voglio dire, recuperare la materia prima seconda, almeno un recupero energetico, la termovalorizzazione. In ultima analisi, cioè quindi il legislatore l'ha lasciata per ultima, è quella della discarica, che dico sinceramente mettere delle risorse sottoterra è veramente, voglio dire, una cosa che di questi anni proprio non si dovrebbe più fare, quindi veramente, ma anche il legislatore stesso lo incentiva, ma gli stessi organi di controllo dovrebbero incentivare sempre di più questa cosa. Mi preme anche sottolineare, perché questa direi coscienza che vorrei trasmettere anche al telespettatore, mi preme sottolineare che purtroppo non tutte le parti politiche e soprattutto le amministrazioni vedono di buon occhio un impianto che gestisce i rifiuti. Ecco, questa è una cosa che secondo me è drammatica, perché se ci sono imprenditori che hanno voglia di fare questo mestiere, di recuperare i rifiuti, quindi sporcarsi anche le mani, tra virgolette, perché il rifiuto non sono le caramelle, chiaramente, per cercare di recuperare risorse, poi abbiamo la politica che per una manciata di voti e un po' di populismo arriva, tra virgolette, a fare cosa? Disinformazione, perché ti fa vedere i rifiuti quelli dell'isola in mezzo al mare, dell'isola di un continente quasi, voglio dire, in mezzo al mare, piuttosto che quelli abbandonati. Che io dico, cosa c'entra? Perché di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di recupero di rifiuti e fai vedere la parte brutta, cioè che è l'abbandono dei rifiuti, la non gestione. Ecco, su questo non voglio mai mettermela via, perché voglio sempre credere che poi la politica e la coscienza politica aumenti sempre e faccia capire effettivamente la valenza che ha questo settore. Ho fatto un inciso, però ci sta, secondo me. Sì, io devo dire che le associazioni di categoria con le quali ad esempio abbiamo a che fare con il progetto Azienda Pulita, e in primis Coldiretti, Confagricoltura e CIA, poi ci sono la Copagri e tante altre che non cito, perdonatemi se non metto giù tutti i nomi, però si sono mosse nell'arco di questi anni al nostro fianco, ad esempio, cercando di sensibilizzare il territorio proprio sul recupero dei rifiuti, no? Quindi l'agricoltura
deve assolutamente togliersi questa vernice che gli veniva data di inquinatori, ecco, e devono in qualche modo sostituirla con il recupero, ed è un qualcosa che è stato concretizzato con i circuiti di raccolta organizzato, che sono quei circuiti di raccolta che noi stiamo in questo momento utilizzando per effettuare le raccolte presso le aziende agricole. È chiaro che alle spalle di questo circuito organizzato di raccolta c'è un metodo. Il metodo deve essere seguito scrupolosamente, perché sennò non si può arrivare al recupero totale del rifiuto, quindi alla valorizzazione stessa del rifiuto e al recupero della materia prima seconda. Gli agricoltori ci dicono dovreste pagarci per i nostri rifiuti. Questo non si può ancora fare, magari in futuro ci lavoreremo, però abbiamo già ridotto moltissimo i costi. Ad esempio abbiamo fatto un'operazione nel 2022 di ritiro gratuito delle confezioni vuote di agrofarmaci in Puglia, grazie ai contributi di Federchimica Agrofarma, questo per produrre tubi di irrigazione, quindi le confezioni vuote di agrofarmaci sono diventati tubi di irrigazione. Noi ci riproponiamo in futuro e promettiamo agli amici agricoltori che faremo di tutto per contenere i prezzi e soprattutto per recuperare i loro prodotti, rimetterli in agricoltura e fare sì che effettivamente esista una vera economia circolare, non solamente una vendita, diciamo, del rifiuto, perché molto spesso sono state fatte delle esportazioni di rifiuti. Abbiamo visto in Cina che cosa è successo e quant'altro, no? Che non facevano assolutamente bene all'ambiente. Noi ci siamo messi come obiettivo il riciclo del rifiuto e soprattutto il recupero all'interno dell'agricoltura del rifiuto stesso, per chiudere il cerchio dell'economia circolare. Sì, infatti far fare tanti chilometri, soprattutto ci sono dei rifiuti che non vengono gestiti in Italia, quelli poi da termovalorizzatore, che si fanno con un sistema che viene chiamato transfrontaliero. Ecco, anche questo la trovo veramente una cosa. Tra l'altro vengono mandati all'estero per fare energia che poi ricompriamo. È una cosa che dovrebbe far riflettere, particolarmente dico la politica, però torno a dire, delle volte la politica è proprio piccola a livello di coscienza ambientale e vive su slogan, e questo è un po' la nostra, voglio dire, la nostra pecca da italiani. Per non parlare delle discariche, tra l'altro. Sì, esatto. Noi non vorremmo che i nostri rifiuti degli amici agricoltori finissero in discarica, devono essere tutti recuperati. E in chiusura, che ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, vi facciamo vedere, ecco, un percorso all'interno di un impianto di riciclaggio di rifiuti. Questo è un impianto di Elite Ambiente a Grisignano, e praticamente i rifiuti entrano dentro, vengono identificati, ci sono telecamere che seguono il rifiuto come, non so, voglio dire, perché ecco, telecamere che leggono la targa, telecamere che leggono il rifiuto direttamente dal container, e i sistemi che vengono effettuati di pesatura. Questo sono io in tenuta da combattimento, e la parte dei liquidi viene miscelata all'interno, voglio dire, di apposite cappe di aspirazione, di appositi ambienti pressurizzati, depressurizzati, e tutta la parte invece di selezione. Questi sono dei rifiuti che sono selezionati, il film da agricoltura, che poi va triturato, miscelato con altro prodotto vergine per fare, per esempio abbiamo detto, le guaine, piuttosto che i pneumatici, il legno, carta e cartone, i rifiuti metallici, quant'altro, quello che viene praticamente non solo dall'agricoltura, ma anche viene da aziende in generale. Sono i rifiuti classici da imballaggio, piuttosto che i rifiuti specifici di ogni singola attività. E i macchinari sono, questo è un trituratore che poi a valle del trituratore abbiamo un vaglio per la separazione granulometrica, macchine appositamente dedicate, quelle che abbiamo scorso molto velocemente, sono per il recupero di frazioni omogenee, l'alluminio, il vetro, il metallo, sono macchine specifiche, tutto in ambiente depressurizzato. Ci sono appunto degli sistemi di abbattimento che sono filtro a maniche o filtro a carboni, che servono praticamente per eliminare l'impurità nella movimentazione,
e poi tutta la parte di gestione. Questo è un angolo relax che abbiamo inventato all'interno del nostro sito. Anche qui abbiamo, a parte queste due moto, voglio dire, abbiamo per esempio questo bancone, è un bancone che abbiamo recuperato dal bulling che ha chiuso di Marcon, e quindi ci dedichiamo delle volte a recuperare anche arredo se serve, piuttosto che, voglio dire, e creare quindi degli angoli che sono all'interno dell'azienda di relax piuttosto che di svago. Abbiamo anche, direi, una passione per colorare e far colorare meglio i nostri siti, perché secondo me l'economia circolare è colorata. Basta che guardiamo il logo, il simbolo dell'economia circolare, è pieno di colori, no? E a me piace effettivamente dare questo messaggio che effettivamente l'economia circolare e la sostenibilità ambientale è colorata, non è grigia da smog, grigia da inquinamento, ma è colore che si vuole dare. Anche i nostri capannoni e i nostri siti produttivi sono effettivamente colorati. Ci sono degli artisti che fanno appunto murales, dei writer, e gli abbiamo dato dei temi. Quella sala riunioni, il tema è un samurai che con la katana, si chiama mi sembra, rompe la plastica, la sminuzza come fosse un trituratore. Bene, grazie ancora al nostro esperto Giovanni Tommasi, che ci ha veramente spiegato molto bene tutto il ciclo di stoccaggio, recupero, identificazione, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti in ambito agricolo, ed è effettivamente stato molto interessante. Grazie. Ascoltando l'ingegner Casotto mi viene da dire che ci mettiamo il cuore e la passione, e spero che anche tutti gli agricoltori metteranno il cuore e la passione nel recupero dei rifiuti. Noi gli daremo sicuramente i mezzi per farlo. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.